In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Schifani alla BIT, obiettivo destagionalizzazione. Ieri alla BIT di Milano, conferenza stampa sulle politiche turistiche della Sicilia con il presidente Schifani e l'assessora regionale al turismo Elvira Amata. Sicilia oltre le attese, un'estate che non finisce mai. Il titolo dell'appuntamento con al centro appunto il tema della destagionalizzazione. I dati in Sicilia sono senz'altro incoraggianti. Nel 2023 oltre 16 milioni di presenze con un incremento di quasi l'11% e un aumento degli stranieri di quasi il 25% rispetto al 2022 e una distribuzione del turismo nel corso dell'anno. Reputazione turistica, la Sicilia balza al secondo posto. La Sicilia si piazza al secondo posto dopo il Trentino nell'indice di reputazione turistica regionale della società demoscopica per il 2023. Con un balzo in avanti di ben 5 posizioni rispetto all'anno precedente, la Sicilia strappa il secondo posto alla Toscana. Il sistema siciliano in particolare risulta in vetta sia nelle destinazioni turistiche più ricercate che in quelle più popolari sul web, secondo il comportamento dei consumatori. Si riprende oggi all'Ars la questione delle province. L'Assemblea regionale siciliana riprende oggi con un unico punto all'ordine del giorno, le province. Si ricomincia quindi e sembrano superate le obiezioni più rilevanti. Scomparse le frizioni all'interno della maggioranza e anche una parte dell'opposizione sta valutando di dare un voto positivo o comunque di non ostacolare l'approvazione del disegno di legge. I numeri dei vigili urbani a Catania. Nel corso di un'intervista al quotidiano La Sicilia, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha rivelato i numeri drammatici della polizia municipale. A Catania, dice Trantino, servirebbero 800 vigili urbani e ve ne sono invece 246, di cui 200 hanno superato i 60 anni. Questi ultimi quindi fra qualche anno non saranno più in organico. Forse Catania rappresenta una situazione estrema, ma lo stesso problema esiste in tutta la Sicilia. Il ministro dell'Interno prima o poi si renderà conto della necessità di riunire i prefetti e i vertici delle forze dell'ordine dell'isola sull'emergenza sicurezza. Quel giorno ponga anche il problema della polizia locale che sta scomparendo. Medici stranieri assunti dalla regione siciliana. Sono 16 i medici di diversa nazionalità selezionati e ritenuti idonei dalla regione siciliana per far fronte alla carenza di personale. Provengono da Ucraina, Argentina, Cuba, Venezuela, Ecuador, Libia, Guinea. Dopo un periodo di 1 mese per la formazione linguistica verranno immessi in servizio nelle aziende sanitarie dove è maggiormente avvertita l'esigenza. Nei prossimi giorni verranno esaminate altre 15 candidature. Le api ingannate dalla primavera anticipata. Le temperature al di sopra della norma ingannano 50 miliardi di api italiane che si sono risvegliate in anticipo per la finta primavera. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti. Il fenomeno è particolarmente rilevante in Sicilia dove si sono raggiunte temperature davvero alte per la stagione. Così le api escono dagli alveari e rischiano di morire di freddo quando le temperature si abbassano. In pericolo c'è la produzione di miele. Inoltre 3 colture alimentari su 4 dipendono per resa e qualità dall'impollinazione. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.